Allora, prima uscita dopo la caduta in bici da strada, vediamo come sono messo con la mano, ma per quella ci sono i guantini, non dovrebbe darmi problemi in mountain bike, ma soprattutto come sono messo con il fianco, visto che ho ancora il livido, e vediamo come sono messo per pedalare. Faccio un percorso senza salita, senza dislivello qua dietro casa, solo per vedere come mi sento. Via! The comeback. Faccio una prova vicino a casa, vediamo come sono messo con la mano e con la gamba, con il fianco. Ammetto di aver avuto gola di tornare, non vedevo l'ora. Anche il giretto così dietro casa senza dislivello ci sta, mi gasa. Allora, arrivo qua dietro a fianco della statale, provo ad entrare a Villa Luisa, non mi ricordo se sia chiuso o meno, proprietà privata, facciamo una roba illegale. Solo perché è molto scenografico. Mi metto gli occhiali che sennò qua mi entrano gli aerei. La ragnatela. Sono ragnatele power, Che luce però, che figata! No, bellissimo, stupendo. Qua c'è la catena, che bomba, bellissimo quel viale.
con la luce del tramonto che filtra così è veramente una figata. Quasi quasi torna indietro di là. Probabilmente sarò pieno di ragnatele dopo un'andata e un ritorno qua, ma merita, c'è una luce stupenda, spero si veda. Pieno di ragnatele. Buonasera. Posso passare, no? Sì. Non volevo arrivare a 2000. Buonasera. No, comunque sensazioni decenti, positive, non ho dolori, le gambe girano, l'anca non mi dà fastidio. Dopo ovviamente dovrò vedere quando mi raffreddo dopo il giro, ma per ora tutto ok. Ovviamente mi dà fastidio un po' le mani, sono stanco perché non sono abituato a far presa ormai quasi una settimana piena che non stringo niente con la mano per farla rimarginare. Effettivamente si è rimarginata, ma non ho una presa proprio perfetta sul manubrio. Voglio provare ad andare verso Villa Luisa, dove ero prima, dai campi da qua.
provo ad andare a destra, vediamo dove arrivo. Dovrei riuscire, se non ricordo male, a costeggiare tutto quel segmento con gli alberi. Missione non abortita ma posticipata. Adesso devo capire dove posso andare oltre, perché sembra di no, ma qua c'è il fosso. Forse qua si può andare. Torno praticamente dove ero passato prima, quindi mi sa che tocca riprovarci da un'altra strada. Vado un po' più avanti e provo di nuovo a girare verso di là. Questo è il disco che gratta vicino alle pastiglie. Passaggino on the tarmac e giù. Quindi mi state dicendo che prima, quando sono arrivato qua e ho girato a destra, bastava girare a sinistra. Bene, questa era l'ultima conferma che il senso dell'orientamento è esattamente quello di prima. Non l'ho perso quella caduta. Avrei voglia di provare a fare una cosa, ma non so se si può fare. Pedalare in mezzo a due file di pannocchie, dove c'è quel pezzo che viene lasciato libero per il passaggio delle macchine irrigatrici. Fa un po' film dell'orrore. Fa troppa gola. Dai, su, si vive una volta sola. Super film dell'orrore. Che bomba. C'è il canale qua. Che bomba. Che bomba, bellissimo.
Bene, direi che il bilancio dell'uscita di test per ora può essere positivo. Vediamo dopo come sto col fianco quando mi raffreddo. Adesso rientro a casa, tanto sono qua dietro, e preparo tutto perché domani sarò a Bibione. Mi porto la Epic perché forse riesco a fare un giro in un posto davvero figo. Vediamo. Alla prossima, ciao.